Al referendum di Renzi noi diciamo di no perché questa non è una scelta federalista. Se un cittadino immagina l'Italia del futuro come la Germania, sappia che con questo referendum l'Italia del futuro sarà come la Grecia. Che campagna sarà quella che condurrete in Veneto? Ma corretta, democratica, rispettosa delle idee di tutti, ma sicuramente portando avanti anche le nostre idee, che sono quelle di un no, di essere convinti che ad ogni regione dovremmo dare l'autonomia che si spetta, come diceva Einaudi nel 1948, ed è esattamente quello che non è accaduto in Italia. Un comitato contro il referendum definita la riforma truffa di Renzi. Ecco, perché bisogna votare no al referendum costituzionale? Bisogna votare no perché questo vuol dire togliere la libertà ai cittadini, togliere la democrazia, togliere le competenze alle regioni, togliere tutto quello che in questo momento, in questi 60 anni di Repubblica, 70, è stato fatto. La Costituzione, la vecchia Costituzione che è entrata in vigore nel dopoguerra ha portato lo sviluppo economico, ha portato certamente in questo momento delle difficoltà, ma è stata sicuramente una garanzia per la libertà di tutti i cittadini, la libertà di voto, la libertà di scegliere, di dare autonomia ai comuni, alle province e alle regioni, e questa riforma sicuramente toglierà tutto questo. È chiaro che se noi vogliamo autonomia del Veneto, c'è una proposta da parte della Regione del Veneto di Caldaia di avere un'autonomia maggiore, perché autonomia maggiore vuol dire dare quella capacità al nostro Veneto di poter superare questa crisi. E quel referendum, se si potesse fare assieme al referendum nazionale del no, porterebbe un risparmio di 14 milioni di euro per le casse della Regione del Veneto. Spero che il governatore riesca a far forza nei confronti del Premier Renzi, perché effettivamente questo sarebbe un risparmio vero, un risparmio non solo per il Veneto ma anche per la nazione Italia.